vediamo a Malia. Ed ecco quello che ci racconta Francesco Pastura riguardo alle difficoltà di far nascere questo capolavoro. Non sempre il maestro Frontini era propenso a far confidenze, ma negli ultimi anni della sua vita ne fece qualcuna assai interessante. Si tratta della storia della Malia, il maggior lavoro del musicista catanese, certamente uno dei più bei melodrammi veristi dell'ultimo Ottocento, degno della più fortunata popolarità, se non fosse nato sotto una cattiva stella. Malia ebbe una genesi polemica. L'idea di un'opera di argomento a carattere siciliano nacque nella mente di Frontini poco dopo l'apparizione della cavalleria mascagnana. Non fu un sentimento di invidia quello del musicista catanese, ma una specie di risentimento campanistico. Frontini aveva fin dal 1882 iniziato la raccolta di cantilene e arie popolari catanesi che sotto il titolo Eco della Sicilia aveva pubblicato presso Ricordi. Per merito suo l'Italia aveva potuto conoscere attraverso Devote per Devoto, Ciuri Ciuri e altri 48 canti i veri sentimenti che si nascondono in questa ermetica anima siciliana e che sogliono effondersi attraverso i canti popolari. Dal canto suo Giovanni Verga, che nei libri e sul teatro ne aveva saputo mettere in giusta luce tutti gli aspetti della primitiva psicologia. Frontini era molto amico di Verga e non gli cavò molto vedere tradotta la scarna e densa prosa verdiana ai versi piuttosto retorici intonati da una musica che recava accenti dialettali toscani. La Sicilia dei siciliani, pensò, e raggiunse Luigi Capuano, che in quel tempo viveva a Roma. Poeta e musicista, dopo molte discussioni, si accordarono su un soggetto originale di grande evidenza scenica. L'argomento era verista, si intende, non per nulla il Capuano era il propugnatore italiano della nuova corrente estetica. Ma il musicista chiese un verismo che non mettesse in evidenza un fattaccio, desiderò la narrazione di una vicenda passionale imperniata sì su un documento umano, ma trasfigurata e purificata dalla musica. Frontini ritornò a Catania con la testa in fiamme e aspettò il libretto che Capuano gli aveva promesso. Passarono settimane e quindi qualche mese. Poi la poesia del libretto cominciò ad arrivare a squarci, a brani, a pezzetti, e a Frontini, oltre che il musicista, toccò fare il sarto per ricucirli insieme. Poesia ottima, versi incisivi, sì, ma troppo scarni, troppo laconici, nei quali la musica, nella sua espressione sentimentale, mal si costringeva. Il musicista cercò di allungare i versi con qualche ripetizione, in attesa che il poeta gli inviasse sviluppi richiesti e il resto del libretto. Ma Capuano tacque del tutto e Frontini rimase inoperoso a rodersi nell'attesa. Fortunatamente non era uomo da abbattersi, ripartì per Roma e Capuano se lo vide piombare inaspettato in quell'ultimo piano della casa dove abitava. Le parole del musicista furono secche e concise, come fino allora erano stati i versi del poeta. Non mi muoverò più da qui, se non prima potrò portare con me il libretto di Malia completo. Capuano cedette, mise da parte gli altri lavori incominciati, raccolse gli appunti sparsi del libretto di Malia e gli si buttò al corpo morto. Il lavoro in breve prese forma. Il libretto venne acquistato dal musicista che ritornò a Catania elargendo sorrisi, ringraziamenti e tante scuse al poeta. Poi lo fece leggere a Mario Pisani, lo lesse lui stesso, una piccola cerchia di amici, e tutti lo trovarono bellissimo. Con questi consensi il musicista si mise al lavoro e terminò l'opera in poco tempo. Con il manoscritto Frontini si recò a Milano da Giulio Ricordi, suo editore, il quale ascoltò e lodò molto l'opera, però quell'anno c'era troppo lavoro, bisognava rimandare la stampa e la rappresentazione di Maria per l'anno seguente. Frontini, che bolliva, non se ne persuase affatto, chiuse la partitura e infilò l'uscio con tanti saluti per l'editore famoso
il quale lanciò al musicista focoso la sua pacata profezia: bene pentirete. Ma per i Frontini non ci parlò affatto. Un nuovo editore di musica, il De Marchi, voleva insediarsi a Milano e cercava giovani musicisti da lanciare. Era una mamma. Frontini si presentò a lui e gli fece sentire la sua opera. Maria venne subito accettata ed inclusa nel cartellone del Teatro Brunetti di Bologna. La sera del 30 maggio 1893 Frontini diede la sua risposta a Mascagni, una risposta rispettosa ma fiera. Ecco la Sicilia, parla il musicista catanese, e l'entusiastico successo che accolse l'opera parve confermare la sua aspirazione. Dopo Frontini dovette fare i conti con il destino avverso profetizzato da Giulio Ricordi. L'editore De Marchi fallì. Frontini si affrettò a riacquistare la proprietà della sua opera, che venne rappresentata anche a Catania, l'ultima volta nel 1957. Poi fu condannata a giacere sotto chiave. L'opera, ancora viva e vegeta, continua a restare chiusa dentro lo scaffale e aspetta che qualche buon santo la proponga.